starry night. When that moon is big and bright, it's a supernatural delight. Everybody's dancing in the moonlight. Everybody here is out of sight. They don't bark and they don't bite. They keep their clues to keep it tight. Everybody's Buongiorno amici, benvenuti nel vostro salottino di Chiacchiere e Caffè. Siamo anche oggi qui a tenervi compagnia e con me sono venute a prendere il caffè oggi due amiche e socie, due artiste che sono felicissima di presentarvi. Ho qui accanto a me Grazia Lanaia, direttrice artistica Pianeta Danza Mogliano Veneto, che è la Moretta, diciamo così, sembrate due bellissime veline, e poi Arianna Capiotto, qui con me, presidente Scherzi di Fate. Allora, oggi dedichiamo la puntata al mondo magico del teatro e dei burattini, di cui siete due fantastiche rappresentanti, perché appunto Grazia Lanaia è danzatrice ma anche attrice, e invece Arianna è attrice e poi così hai dato vita appunto insieme a Grazia a questa bellissima compagnia teatrale, vero, che è Scherzi di Fate, così specializzata diciamo nel mondo dei burattini. Infatti qui abbiamo delle maschere dei burattini fantastici. Allora passo a voi la parola e raccontateci un po' come è nato il vostro sodalizio, come nasce questa passione artistica e poi così questa scoperta del mondo dei burattini. Chi vuole cominciare? Arianna. Anch'io sì. Scherzi di Fate nasce nel 2006 ed è un fortunato incontro tra me, Grazia e il terzo elemento che è Armando Fornasier, ed è un incontro, innanzitutto si stringe una forte amicizia, quindi è importante quello, ci troviamo sul piano caratteriale e è assolutamente importante quando si lavora assieme. Se no ci si scanna dietro assolutamente, teatro, dopo 5 minuti. O sul palco. Sì. Ma la cosa interessante è che veniamo da esperienze artistiche differenti, perché Grazia è una danzatrice e aveva una grande esperienza per quanto riguarda il teatro e la commedia anche musicale proprio a teatro. Io vengo dal mondo dei burattini, ho lavorato molto con una compagnia appunto di burattini e ero affascinata da questo mondo, mentre Ermanno è un percussionista. Quindi unendo quindi attori, ciò che musicisti, ballerini, insomma, avete creato un sodalizio pieno di sinergie comunque e di grande complicità. Sì, infatti le nostre messe in scena sono una commistione di tutti questi generi, ognuno ha imparato dall'altro, però ognuno ha il suo campo e ci attiviamo ognuno nel e vi arricchite, cioè penso che diate vita insomma a spettacoli abbastanza inediti. Cerchiamo di dare molti stimoli ai bambini, diciamo, quindi un po' di danza, un po' di teatro, musica dal vivo, perché appunto Ermanno suona le percussioni, i tamburi, quindi i bambini si scatenano. Sì, perché i bambini sono fondamentali nei nostri spettacoli e ovviamente devono interagire con noi, perché diciamo che sono il nostro termometro. Se sono silenziosi o si alzano o piangono vuol dire che lo spettacolo non funziona. E se si addormentano. E soprattutto invece bisogna cercare di tenerli vivi, di tenerli svegli, di stimolarli e anche di tenere vivi anche i genitori, perché sono coloro che portano appunto i piccoli spettatori, quindi sono spettacoli adatti anche alle famiglie, ecco, cerchiamo proprio di... un grande coinvolgimento appunto a livello di famiglie e di bambini. Vivace. Poi insomma le famiglie saranno contente perché diventate in qualche modo intrattenitori anche no, di questi bambini, quindi li arricchite, li intrattenete. E poi magari ogni volta che finiamo uno spettacolo noi portiamo alcuni bambini, non tutti, molti magari vanno anche a casa, ma alcuni, i piccoli spettatori, li portiamo dietro la baracca e gli facciamo vedere come funziona. Facciamo un po' di laboratorio, tengono i burattini, provano. Cioè, allora, questo è il punto, volevo capire anch'io come funziona, no? Come una bambina che non sa niente. Allora, intanto spieghiamo meglio, tu sei la direttrice artistica di Pianeta Danza, di cui Scherzi di Fate fa parte come una compagnia teatrale inserita, giusto? Sì, che vi dà una mano, diciamo. Esatto, che ti dà una mano, quindi lavorate in qualche modo appunto in sinergia. E date vita a questi spettacoli con i burattini, oltre agli spettacoli di danza, però adesso volevo presentare i vostri amici burattini. Allora fateci vedere un pochino queste, si possono chiamare comunque maschere, no? I burattini o... Sì, beh, poi c'è la maschera, vera e propria. Allora. I burattini sono fatti di diversi
materiale, ad esempio questo. Questa è una befana. mi Questa pare. è una strega, È una strega. perché adesso con Halloween si confonde spesso, Sì, ha questa è proprio la strega. una faccia inquietante. Sì, negli spettacoli, beh, incute molto. Vediamo, molta paura. alziamolo un po' Sì, che lo volevo far quello vedere qui. bene in camera. Bambini, non spaventatevi per chi ci sta seguendo. Ecco, magari lo indosso, vediamo. Ecco perché si possono anche indossare, appunto, no? beh, È certo, chiaro, il sì. burattino si infila, diciamo, anzi il braccio si infila dentro il burattino e lo anima in qualche modo. Eccolo qui. Ah, che meraviglia! Fanno diversi movimenti, dagli inchini, quando la strega si arrabbia. Dobbiamo penso- trasmettere le emozioni al burattino, esatto, quella è la penso che ci difficoltà sia più appunto grande. una grande scuola dietro, no? A livello Certo. proprio anche di Del mimica, movimento. poi del movimento. Ogni burattino ha il suo movimento, tipo la strega spunta da sotto, va in alto, come proprio degli attori sono i burattini, tipo Arlecchino si muove in una certa maniera e anche il burattino si deve muovere in una certa maniera. Ecco, allora tu invece Grazia che burattini hai in Allora, mano? questo è un burattino che viene dall'India. Che avete appunto detto prima che non è profumatissimo, Non è e mi profumatissimo. avete rassicurata che non eravate Non ero voi. io. Bene, mi ha fatto piacere saperlo. È il Sì, ha un burattino- odore molto forte, viene da Varanasi, quindi ha una storia molto importante, viene da Varanasi lungo il Gange. A me piace viaggiare molto, sono un'appassionata bello. e quindi ogni volta che vado in qualche paese cerco di prendermi un burattino. Solo che in India non ce ne sono tanti, ho girato. Quindi è una rarità questo. Sì, hanno più marionette tantissime, ma meno burattini. Che bello, ha proprio l'aria di indiano. Sì, ha i anche dalle capelli vesti. veri, è molto povero, cioè ha vestiti molto sobri e ho voluto Sì. mantenerli originali. Certo. E poi diciamo che girando ci si stimola appunto ad avere nuove idee, viaggiando, vedendo come si vestono, Sì, come... i viaggi sono Sì, sempre una fonte esatto. inesauribile di energia Esatto. e di creatività, Molta, no? sì. Grazie. Poi quella sei tu. Questa invece sono io, non l'ho fatta io questa, è stata la Scatola Magica, che è un'associazione culturale, ancora tempo fa, e me l'hanno fatta guardando una mia foto. Ah, che meraviglia, insomma anche lusinghiero, Sì, no? Diventare una certo. musa ispiratrice L'unica di questo occasione. burattino. E quindi sono molto legata a questo burattino, è una storia molto importante per me. Insomma, è un burattino che Rappresenta un po' la tua molto. passione, Sì, un sì, po' tutto il tuo percorso è più che un artistico. burattino, ecco, per me. Sì, anche un portafortuna, forse Molto. adesso è diventato quasi inseparabile da te, Sì, sì. forse, no? E si chiama Grazia. Si chiama Grazia. Giustamente, ecco, restiamo... Viene usata questa negli spettacoli in cui c'è sempre, in quasi tutti i nostri spettacoli c'è una trasformazione dei burattini, perché appunto non c'è solo questo, ma si recita anche al di fuori della baracca, e in questo caso il burattino poi diventerà una ballerina o diventerà un'attrice, un personaggio insomma che andiamo a decidere, ed è appunto Grazia, e quindi i bambini vedono proprio la Esatto. somiglianza, insomma, si quindi la divertono. magia è Perché ci completa. vestiamo uguali e quindi... Certo, quindi c'è una trasposizione dalla realtà Sì, alla sì, magia sì, appunto del sì, mondo dei burattini, sì, sì, i bambini rimangono sicuramente affascinati, ma ne sono affascinata anch'io perché davvero ti riporta a una dimensione onirica, Sì. no, dell'immaginazione, Certo. della mente che vola lontana dalla realtà. Infatti Certo. con i bambini è bello anche per questo, perché con l'immaginazione puoi fare quello che vuoi, loro Certo, puoi accettano. spaziare. L'importante ecco, è fare degli spettacoli che sia chiaro il bene e il male, perché i bambini hanno Bisogno di chiarezza da di questo chiarezza, punto di vista. quindi bianco e il nero, Fin da e piccoli, certo. si cerca di dare messaggi, magari anche quelli un po' più difficili da trasmettere, però in maniera chiara, scherzosa, ecco perché c'è la strega, il male, ecco, e non una Però via di alla mezzo. fine il male perde, il Il bene male vince. perde, sì. Ecco, Sempre. questo Certo. è un percorso anche pedagogico, no, per i bambini Sì. importante. Quindi in qualche modo siete insegnanti non Certo, solo certo. di danza o di teatro, ma Assolutamente insomma no. date dei Messaggi. messaggi importanti E proprio prima come di tutto, educatrici. secondo me. Sì. Quindi non è un compito insomma facile, c'è anche una bella responsabilità dietro. Certo. Arianna, tu hai studiato con il burattinaio Paolo Papparotto, Sì. vero che ti faceva piacere citare perché penso Sì, insomma, che sia certo. stato un grande maestro. Certo, io ho iniziato da piccolissima con una compagnia che si chiamava Zibaldone, era una compagnia unica nel suo genere perché avevamo tutti 10 anni. Dove siamo come località? Siamo a Croce di Piave, Musile di Piave come comune. Quindi tu sei di San Donà di Piave? Sì, Musile. Musile, quindi, sei sì, di quelle... sì.
Parti lì e Esatto, adesso per però dove Venezia. avete il vostro laboratorio, la vostra scuola? Ma è a casa di una, a casa dell'altra. itinerante, ho Sì. capito. Gira, non c'è un Così posto vi portate dietro la vostra Siete arte. legali a certo. Mestre, giustamente. però noi Sì. ovunque ci troviamo. Ah, ecco, avevo Sì, capito sì, insomma sì, che sì, era legalmente Mestre. sì, lì. Benissimo. E quindi questa compagnia era particolare perché avevamo una baracca molto piccola, eravamo tutti di Una 10 anni, baracchetta sì, sì, proprio. piccola, e iniziavamo da zero. Al che è stato chiesto al grande Paparotto di aiutarci e ci ha fatto i primi burattini, che sono questi. Ah, quindi questo di Questo l'ha Paparotto, fatto per esempio, lui, la sì. strega. E ci ha insegnato effettivamente come bisogna usare un burattino. Ad esempio, quando un burattino parla, gli altri devono rimanere fermi, perché altrimenti lo spettatore Ci si non distrae, non coglie capisce, subito sì, esatto. il personaggio Sì. magari. E poi questa compagnia è cresciuta non tanto nel numero quanto in altezza e in età e abbiamo cambiato più di una baracca perché ho lavorato con loro, era più un divertimento insomma che un lavoro, però per 10 anni, quindi fino ai 20 anni Tantissimi. e poi insomma ci sono stati dei cambiamenti e alla fine è terminata questa esperienza, però mi ha lasciato tantissimo insomma. Sì, anche oggi insomma continui a esercitare caspita, no, sì. questa tua passione Sì. che è diventato in qualche modo un mestiere, Arianna? Lo senti comunque un po' un mestiere? Beh, ci piacerebbe che potesse avere anche questa. Vi considerate comunque delle artiste, Sì, senza beh, peccare di modestia, però voglio sì, dire, voi sì. vivete della vostra arte, Sì, 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 per sì, quanto certo. insomma ognuno abbia le proprie differenze. Sì. Tu Grazia sei ballerina, Sì. giusto? Com'è nata questa passione? La domanda allora, è di la quelle che danza- sorgono spontanee. Sì, la danza è venuta un po' naturale. Avevo proprio bisogno di esprimermi. Tu sei di Mestre? Io sono nata a Marghera, Ah, quartiere Cita, Mhm. una realtà molto particolare e diciamo che la danza mi ha permesso di prendere una strada piacevole, molto tosta, molto dura e ho cominciato insomma a studiare in maniera molto severa, diciamo con la mia insegnante, la Massimiani. E dopo da lì ecco, mi ha trasmesso totalmente la sua passione e da lì ho cominciato a studiare anche con altri maestri, quindi sono andata a Roma, a Milano, ho fatto parecchi stage, audizioni. Sì, ho visto, avete tutte e due un curriculum Sì, bello tosto. anche se è molto difficile con la danza, a meno che non sia proprio, non so, Carla Fracci o Alessandra Ferri, è molto dura. Sì, E tu poi- sei partita dalla danza classica per poi Esatto, passare alla poi la moderna. danza ha un limite però con l'età, nel senso che già verso i 25, verso i 30, Si ripeto, comincia a diventare, tra virgolette, vecchie. e quindi mi si è avvicinato il teatro, diciamo, collaborando appunto con, come dicevamo prima, col Teatro dei Pazzi e da lì si vede che cioè, mi è piaciuto molto il teatro perché non ha dei limiti fisici, Certo. nel senso che la Né danza ha dei temporali limiti. né fisici, insomma. Esatto, la danza è un orologio biologico Purtroppo, che sì. dopodiché uno deve mettersela via se proprio, ecco, Sì, o trasformare quindi un appunto grande questa insegnamento. passione in insegnamento. Esatto. in E altro. mentre col teatro fino a 80 anni, 90 anni, finché Sì, funziona il anzi, cervello, esatto, Stimolante. vediamo le grandi Spero di non attrici, lasciarlo anche mai. ottuagenarie, Sì. insomma, e oltre, che vengono osannate, insomma, come icone, no, certo. del E teatro, da lì dell'arte. appunto prima con il musical, quindi c'era teatro, danza, mi sono avvicinata un po' alla volta e dopodiché ho sentito la necessità di staccarmi da delle compagnie proprio per realizzarmi personalmente col mio modo di fare teatro, Certo. ma credo che sia normale insomma che a un Sì, è un certo percorso punto di crescita, una credo, di persona, identità sì. artistica, no? Sì, anche che uno identità individuale, si credo. si vuole costruire. Avete portato anche delle immagini molto belle che chiedo allora alla regia di mandare in onda per condividerle con i nostri amici da casa e magari poi le commentiamo. Via con le immagini. La particolarità degli spettacoli, contemporaneamente
c'è il personaggio in scena che interagisce con il burattino e Quindi sì, il crea mondo proprio reale e la il mondo... magia, sì. Questo è il pirata ballerino, ecco, che cerca di spaventare i bambini, ma in realtà è molto comico, quindi... E Sì. stava danzando con la musica dal vivo, che stava suonando l'armonica Ermanno. Bellissimo, perché Mi poi piace qua. appunto le figure, anche il cattivo viene comunque contestualizzato, si fa capire, no? Sì, Sì, Che è comunque ironico, c'è sempre ironia e divertimento. Una Certo. cosa che vorrei dirti Sì. è che i vestiti li facciamo noi, Ma quindi siete ogni anche cosa... costumiste allora. Sì. È Anche proprio con pezzi di tenda, il teatro foulard. vissuto a tutto tondo, no? Sì. Come si vede in tanti film, con questi artisti che davvero si arrangiano Sì, a fare Sì, tutto. tipo il vestito di Arlecchino, raccontagli che è stato fatto con i pezzi Sì, del divano. sì, sono Campioncini. pezzi di tappezzeria, di divani. Fantastico. Sono andata in un posto dove li creano e hanno presente i campioncini, gli scampoli, e me ne hanno dati un po' e è stato fatto il vestito. Bellissimo, cioè perché per chi lo vive da fuori, poi non so se ci siano anche degli aspetti a volte di difficoltà, ma per chi lo vive da fuori è proprio l'arte allo stato puro, sì. no? Come si vive così, Sì. arrangiandosi anche, portando avanti Certo. il proprio mestiere, la propria Sì. passione, a volte con fatica, insomma, perché c'è sempre un Molto, rischio, sì. no? Questo Certo, infatti non è vi l'impresa volevo nulla. anche chiedere, no? È un percorso non facile, ci vuole coraggio, appunto Sì. perché come dicevi tu, grazie, non c'è sicurezza. Non c'è sicurezza, è vero che ai giorni d'oggi non c'è Chi ti dà sicurezza, infatti anche Però chi lavora se- purtroppo se in una persona, azienda spesso rimane a casa. Certo, e se una persona sceglie di fare arte perché spera di arricchirsi o di diventare di- famoso, è meglio No, che cambi sbaglia. tutto. Prima di tutto ci deve essere una grande passione, perché è quella che dopo fa durare anche nei periodi molto difficili, sia di mancanza di lavoro, sia di magari non stai bene personalmente, bisogna Certo, comunque... perché poi giustamente la salute è Certo, che determinante, è molto no? importante. Sempre, ma poi in questo lavoro se uno non Certo. sta bene non porta avanti gli Invece spettacoli. è vero che si diventa anche toste, tra virgolette, nel senso che anche se si sta male gli spettacoli vanno avanti e qualsiasi cosa ti succeda Vi comunque è sei in capitato scena. di fare spettacoli con la febbre o non Ah, proprio in sì, forma? In sì, ospedale ho chiesto un giorno di uscita. Addirittura. Sì. Addirittura me l'hanno data perché hanno visto che Eri potevo. determinata Mi hanno anche. lasciato quelle 3 orette e poi sono ritornata. Mamma mia. Ecco, non voglio dare questo esempio alle mie allieve. No, beh, invece, no, per carità, però è un esempio di grande tempra morale e È una fisica. necessità, una passione che ti dispiace perché poi ci sono anche altre persone vicino a te, quindi insomma... Sì, abbiamo visto infatti molti attori, quindi non siete comunque in due. Quanti No. siete? Avete un circuito insomma di collaboratori? Sì, di gente- esterni che ogni tanto vengono, allora, di base siamo in 3, di Sì. base proprio. Quelli citati prima, voi due Esatto, Fornasiera. Sì, però dopo, insomma, a seconda dello spettacolo magari chiediamo anche il contributo di altri attori, ecco. È vero anche che meno si è, più funziona, perché si va sempre d'accordo, anche per un motivo logistico. In 3, insomma, si sta in una macchina, quindi si ammortizzano Ci si i può costi. spostare, e certo, sono più facilmente, ma è vero, insomma, quello che si dice, che comunque gli artisti hanno dei caratterini un po' Sì. particolari, fanno le bizze, come si dice, Sì. sono un po' narcisi, un po' capricciosi. Sì. Confermate. D'altronde- ma anche se non lo fossimo stati. In ogni Era caso è proprio, proprio sì. il vostro carattere, Sì, ma sì. sembrate comunque molto tranquilli, voi andate d'accordo, Noi eravamo vivace, molto d'accordo. però voi due andate Sì. d'accordo, col resto del mondo si Sì. fa più fatica, vi Sì. siete insomma... Si scontrate molto, succede, però credo che se una persona normale, tra virgolette, facesse teatro, insomma, non riuscirebbe ad esprimere, bisogna essere un po' matti, quindi Questo è succede vero, secondo me. Cioè, la Perché poi, follia creativa, cioè, insomma. a 31 anni con i burattini non si è tanto normale. No, Sì, ma sai qualcosa- come si dice, no? Che la teoria del fanciullino, che bisogna Eh. sempre mantenere vivo il fanciullino che è in Sì. noi, diceva il buon Pascoli, le vocazioni scolastiche. Allora, fatemi vedere ancora qualche altra maschera che io le Sì. adoro. Beh, e questa è, come avete visto dalle immagini, Sì, la maschera eri tu che indossavi la maschera, eri tu Arlecchino Sì, io allora sono nel Arlecchino. video. Questa è una maschera in cuoio, è stata realizzata da un artista, secondo me geniale, che ha una manualità incredibile, che si chiama Sindoca, infatti è anche firmata qui. Fantastico, Sì, che è ma- questo artista di dove? Sì, sì, è della provincia di Venezia, di Dolo, se non Sì, sbaglio, sì, sì. Ma chi è il famoso, che non ricordo, creatore di maschere veneziano, che fa un sacco di Sì. mostre anche? Sì, no? sì, ho Mi capito. sfugge, Una pensavo compagnia fossero Venezia in sue. scena.
Lui è, secondo Molto me, bello. è uno dei più grandi. E queste maschere sono state fatte appositamente sul nostro volto, Ah, cioè non infatti la vedevo potrebbe che mettere Grazia. ha un naso, sì, mi ricorda, insomma, Sì, è vero, è vero. perché ogni volto poi ha noi pensiamo di fisionomia essere sua. regolari, in realtà siamo tutti asimmetrici e quindi un occhio un po' più alto, uno un po' più basso. E quindi cosa usa, uno stampo? E quindi ha preso proprio le misure, sì, ha provato su di me diversi modelli di Arlecchino, ha sistemato i fori degli occhi, eccetera, alcune parti e alla fine l'ha realizzata in un mese. È tutto Però, cuoio, quindi c'è davvero una è lavorazione incredibile. un'opera artigianale Sì, 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 preziosissima. veramente. Vediamo questa qua di Grazia, ma insomma ti ha accentuato un po' troppo quel naso. Questo, però. ma perché questa rappresenta la zia Gigia. Ah, ecco, che è una Personaggio che ho creatura inventato. tua, un personaggio Ho inventato in da un te. momento un po' particolare, ero un po' triste per una serie di episodi e come reazione ho inventato questo personaggio. Era che è una l'esorcismo vecchina. alla tua Sì, tristezza, sì. la zia Gigia. Ed è praticamente la moglie di Pantalone, l'ho immaginata. E, quindi mi ha costruito questa maschera proprio come l'avevo richiesta io. E questo personaggio ha avuto molta fortuna perché Alessandro Bettero, nel suo film Carlo Goldoni, Gran Teatro nel Mondo, Al quale avete partecipato entrambe, esatto, no? ha inserito proprio quel personaggio, La zia Gigia. che è un personaggio comico, diciamo. Un po' goldoniano, sì, no? sì, Avevo letto esatto, come ed è stata esatto. una grande soddisfazione personalmente, Sì. perché È una una vecchina. conferma, insomma, Certo. della tua creatività Questa- artistica che è piaciuta. Certo, viviamo di questo, insomma. Di conferme anche, quanto conta avere in questo Sì, lavoro il consenso molto. altrui. Sì. Questo a volte può rendere un po' fragile, faccio una Molto, domanda sì. marzulliana. È davvero, perché quando si dipende così dal Sì. consenso degli altri, insomma, Certo, si ritorna sì. un po' bambini, no? Si ha paura di essere, tra virgolette, sgridati, si ha Certo. paura di non piacere. Non piacere, Certo. si ha bisogno di conferme, poi un po' alla volta con l'età matura, insomma, Si si diventa cresce. un po' più forti, Sì, le certo. spalle si allargano, però Certo. è difficilissimo prescindere Molto. sempre da quello che pensano gli altri. Certo. Insomma, l'applauso sentito, Esatto, l'applauso sì. sincero resta ancora qualcosa che Impresso. dà i brividi, no? Che aspetti sempre con ansia. C'è da dire che noi facendo spettacoli per famiglie, soprattutto avendo una platea di bambini, quello che cerchiamo alla fine è la risata. È la risata Che è difficilissimo anche che è difficile, ma è avere. anche con il pubblico più difficile, siamo riusciti ad averla. Perché abbiamo, forse anche per la commistione, come diciamo prima, di più generi, riusciamo ad attrarre i bambini. E c'è un punto, ad esempio, nei nostri spettacoli in cui si chiede proprio l'aiuto fisico del bambino. Quindi e c'è un'interazione che coinvolge, molto no? forte. Da mattatori, diciamo Sì. così. E anche davanti al pubblico più scuro, diciamo, Meno simpatico, perché dopo dipende, ci sono anche in quel pubblici più punto, calorosi e sì. quelli più freddini. In quel punto i bambini tutti quanti chiedono sì, voglio venire io, e quella è la conferma che È il termometro appunto funziona, lo di spettacolo un funziona, successo. C'è da dire anche che noi siamo donne. Le donne sì. fanno ridere un po' meno per formazione, sono viste più magari Come sì, la simbolo. fatina Sì, buona, esatto. l'angelo. Quindi abbiamo Una difficoltà in più esatto, rispetto agli uomini. Sì, e quindi per quello, ripetendo la zia Gigia, mi è piaciuto che al pubblico l'ha apprezzata perché è una donna, perché già un maschio, ad esempio, dicevamo l'altra volta io e Arianna, che si veste da femmina, già un maschio appena Fa esce subito È già ridere. buffa di per sé Sì, fa come subito cosa. ridere. Certo, è Invece vero. una donna che si veste da uomo, uno guarda, dice che fa questa Sì, cosa. un po' più spiazzante forse, c'è infatti, meno abitudine. l'esempio di Paolo Poli e la sorella. Paolo Poli si veste da donna quasi tutti gli spettacoli, cambia Grande attore, tantissimo. no, teatrale. Sì, è incredibile, e subito suscita la risata quando si vede sul palco. La sorella, l'ho vista in un pezzo di repertorio della RAI, vestita da uomo. Tutti aspettavano che facesse qualcosa, Pur di ma far ridere. E sì. purtroppo anche in questo caso le donne devono sempre faticare più degli uomini. Sì. Non è giusto. Però detto questo, lascio i nostri amici a 2 minutini di pubblicità. Di cose da dire ce ne sono ancora tantissime, ma siete qui con noi anche nella seconda parte. Quindi amici, vi aspetto tra pochissimo per parlare sempre del mondo magico del teatro e dei burattini. A tra poco.
Amici, bentornati in studio a Chiacchiere e Caffè. Stiamo proseguendo la chiacchierata iniziata una mezz'oretta fa con ospiti grazie alla Naia, direttrice artistica del Pianeta Danza di Mogliano Veneto in provincia di Treviso, e Arianna Capiotto, presidente di Scherzi di Fate. Per chi si è collegato ora, rifaccio una piccolissima introduzione, stiamo parlando del meraviglioso mondo dei burattini e del teatro. Grazia e Arianna sono amiche e socie nella vita e danno vita a questi spettacoli meravigliosi con contaminazioni di generi, no? Perché Grazia è ballerina, Arianna è attrice, ha studiato con, come si chiamava? Paparotti. Sì, esatto, il mondo meraviglioso dei burattini, e quindi intanto volevo far rivedere ai nostri amici un po' queste maschere stupende, ripresentiamole, abbiamo visto la strega cattiva, che è simpaticissima e che questa hai detto che te l'ha fatta proprio. Ah, questo non l'avevo visto. Sì, qui si può vedere ad esempio, sono fatte da due artisti e artigiani differenti. Ah, pensavo fossero della stessa mano. Questo hai detto che te l'ha fatta il tuo maestro, no? Sì, Paparotte, e questo un altro bravo artigiano, sempre che faceva parte della compagnia Zibaldone di cui parlavamo prima, e questa la usiamo, è tutta spettinata, ma è così che deve essere. Sì, devono essere buffi, no? Caratterizzanti. Sì. E questa dovrei essere io. Ma no, sei molto più bella, insomma. Perché in uno spettacolo io poi mi trasformo da burattino, ecco. E siamo vestite anche uguali. Ma no, quindi... allora una vaghissima somiglianza, adesso che me la fai notare, avere i capelli. Anche il capello sparato, biondina, un po' così, il colore viola, ecco, ti sei messa. Sono di legno, no, questi Questi volti? sono di cirmolo, sì, che è un legno molto tenero. Ecco, quindi lavorabile, malleabile. Sì, difficilissimo da trovare, infatti adesso stiamo iniziando a costruirli noi in legno dopo aver fatto delle esperienze in cartapesta. Questo l'ho costruito io, ecco. Questo che ha Ma fatto dai, Grazia. Sì, è un aborigeno con i capelli del mio ragazzo, fatto in cartapesta. Fantastico. Perché a volte io tengo dei laboratori e con i ragazzi gli insegno a costruirli, quindi questo è un rotolo della carta igienica, dentro c'era un palloncino, si gonfia un palloncino, si mette sopra tutta la carta inumidita con la colla e da lì si fanno tantissimi strati. Poi si scoppia il palloncino e rimane questa testa dura che poi viene dipinta. Questo è proprio l'inizio, è proprio... In fase embrionale, Ve lo farò dopo vedere, esatto. È meraviglioso anche questo. Questa è la nuova Sono dei strega, mostri, è la nuova strega, sempre di cartapesta, quindi stiamo sperimentando anche elementi diversi, Certo. materiali diversi. Ma sono burattini anche questi? Sì. Dopo diventeranno, Poi sì. ci andrà il vestito, ecco, l'anima, poi fate... il vestito e le mani, e poi verranno E usati. poi li insomma. userete, insomma, ma ci sono appunto delle tecniche, no? Voi state studiando tantissimo, come funziona? Sapevate già fare tutto questo oppure vi siete rimessi un po' a studiare, a sperimentare appunto nuove tecniche per creare per i quanto burattini? riguarda la creazione proprio del burattino, stiamo sperimentando e provando finché ci riesce. No, ma il bello è che se anche non sono perfetti sono ancora più buffi e quindi insomma in questo caso funziona comunque benissimo. E per quanto riguarda la tecnica di recitazione, come ricordava prima Grazia, io porto un po' quella che è stata la mia esperienza, e diciamo che mentre si è il burattino e quindi l'attore è nascosto dalla baracca, in realtà recita lo stesso, quindi quando si fa l'arrabbiata, la faccia deve essere arrabbiata e quindi trasmetterlo anche al burattino. Anche quindi se non si vede il vostro volto. Esatto, è una doppia recitazione, quando ci si mette a piangere si piange veramente, e poi ogni burattino ha come la commedia dell'arte, Arlecchino che salta in una certa maniera, ha certi scatti, si chiamano colpi di maschera, lo stesso i burattini, quindi la strega appare da sotto, il mago appare dolcemente. Ognuno ha la sua caratteristica. Cioè anche dalla postura e dai movimenti certo. si caratterizza il personaggio, può essere quasi riconoscibile immediatamente. Se un movimento è sempre quello, allora è della strega piuttosto che del mago, della fata. Ad esempio nello spettacolo, negli spettacoli che facciamo c'è un attore fuori, siamo in due, abbiamo detto, più Ermanno che fa le musiche, e a volte capita che la strega la facciamo sia io che lei con il burattino, e i bambini non se ne accorgono che cambia la voce, appunto perché i movimenti sono gli stessi, la voce è un po' più stridula, insomma cerchiamo di equipararla, ma il movimento è quello e quindi non si rendono conto che in realtà adesso la sta muovendo una persona, ora un'altra.
E quindi insomma vi Sì. così interagite, ma tu hai sempre studiato, vero, così, la recitazione con i burattini, invece tu Grazia hai dovuto imparare Ho dovuto dopo, impararla, quindi un quando po' hai conosciuto l'Arianna. Arianna. Quindi un po' ho portato il mio bagaglio del teatro. Tu E ho avevi già visto comunque una che bene o mimica, male, diciamo, sì, tua, perché certo. la danza, insomma, è in qualche modo un'arte Sì, perché anche recitativa. i burattini quando si muovono è un po' una danza, perché Sì, devi ricordarti certi esatto. movimenti. Volevo dire anche, ci vuole anche forza fisica per i burattini, perché stare un'ora e mezza con il Madonna, braccio avrete su, delle braccia, altro ti che Vanna muovi. Marchi, È un po' una vero che filosofia, unghie sempre corte, quindi insomma bisogna è darsi, ecco. faticoso. Sì, sì, beh, ma l'arte è vero Certo. che ti consuma un po' E anche poi fisicamente, no? bisogna amarli i burattini, perché ad esempio se non li tratti bene, tipo li lasci in un posto umido, si rovinano, se li abbandoni in una stanza magari vengono schiacciati, quindi è proprio una... Ci vuole bisogna, cura, sì, no? molta. Diventano comunque dei vostri amici in qualche Certo, modo, hanno tutti certo, un sì. nome, credo, no? Sì, sì, Hanno certo. tutti Sì. una loro personalità, un po' la create voi, un po' Certo. forse ve ne fate anche ispirare quando vedete un volto, dite questo è Molto, sì. così e Certo. da lì magari imbastite e costruite anche voi un Sì. personaggio. Certo. Ma insomma è un'arte veramente meravigliosa che mi affascina tantissimo. Ma voi come vi siete conosciute? Com'è nata questa cosa fatale perché ha cambiato il vostro destino? Sì, beh, era un incontro inevitabile che Appunto, ci infatti fosse ho detto perché fatale sì, e fatidico. esatto, ci siamo conosciute ma in maniera molto superficiale all'università perché entrambe veniamo Intanto dalla... diciamo che tu sei una secchiona pazzesca e comunque anche Grazia si è Normale, non presa la sono sua una bella secchiona. laurea, allora ricordami i tuoi titoli Sì, di allora io sono studio. laureata in conservazione dei beni culturali con indirizzo archeologico e ho una seconda laurea in archeologia e conservazione dei beni archeologici. Tutte e due col massimo dei voti. Sì. Secchiona, secchiona, secchiona. Invece Io Grazia, conservazione dei beni culturali. quindi vi siete incontrate forse Sì, Esatto, a all'università? conservazione. settore artistico, non con il massimo dei Va voti. bene, però insomma ti sei tolta anche la 104, ecco. soddisfazione, beh oltre 100, soddisfazione insomma Sì. della tua bella laurea, quindi Sì. sei riuscita a sposare Sì. passione artistica e cultura, Sì, perché anche se tanti il mio magari... richiamo era sempre la danza, diciamo che mentre studiavo io cercavo di dare gli esami al più presto proprio per andare a studiare danza, devo dire questa cosa, ecco Ma che... insomma è una passione che ti ha premiato perché oggi vivi di quello, Certo. forse più ancora che del titolo di studio, quella è una cultura tua, no, Esatto, personale, però poi la tua passione è Sì. diventata anche insomma il tuo pane quotidiano, come si dice. Allora vi siete incontrate all'università? Sì, ma in maniera appunto molto fuggitiva. E poi ci siamo rincontrate a San Donà e io ero un po', non dico stanca, comunque volevo anche appropriarmi della dimensione del palco, quindi non solamente stare dietro Stare una dietro le baracca. quinte o dietro la Sì, baracca. e ho fatto dei corsi appunto a San Donà, duravano una piccola accademia dello spettacolo per 2 anni e mezzo e lì ho incontrato Grazia che collaborava appunto con il Teatro dei Pazzi. Sì, ricordo, parentesi, che è stato mio ospite Giovanni Giusto, presidente del teatro e fondatore del Teatro dei Pazzi, quindi avete anche avuto questa collaborazione, Sì. questa sinergia con questa Sì. bella realtà. Poi giustamente, come ha detto Grazia, ognuno Certo. prende La sua strada. e il suo cammino e voi vi state specializzando in altro, Sì. che il Sì. Teatro dei Pazzi non fa, insomma, ognuno Sì. ha le sue correnti artistiche, c'è Esatto. chi fa la commedia dell'arte, voi in qualche modo state portando avanti questo mondo dei burattini, che non è così consueto, vero? Non avete tanta No. concorrenza. No, fortunatamente no. Cioè, la prima Spettacoli per volta bambini che- ce ne sono e varie compagnie li fanno, anche sperimentando il teatro di figura, cioè ad esempio il mimo o il gioco delle ombre, insomma, con i bambini si può sperimentare molto. Però qui in Veneto non è così Però- dentro la A volte un po' lo cultura. fanno, tipo magari fanno spettacoli per adulti, poi provano lo stesso a fare i burattini, ecco. Poche Compagnie che si compagnie riciclano fanno un po'. esclusivamente, però ce ne sono, adesso c'è Sì, qualcosa, insomma. sì. E quindi in quel di San Donà è nato il vostro incontro. Sì, nel 2006 ci siamo guardate un po' negli occhi e mi hanno detto ma perché non provare a intraprendere un'avventura assieme? Io conosco un percussionista, in realtà, E ce l'ho dentro qui. avete tirato anche Fornasier. Esatto, e quindi abbiamo iniziato e c'è da dire che gli spettacoli sono molto faticosi anche perché essendo sempre noi tre facciamo tutto, quindi lo spettacolo parte dalla stesura del copione,
la realizzazione dei costumi, ma poi la messa in scena proprio, quindi la rappresentazione dello spettacolo è una parentesi all'interno della giornata, perché prima abbiamo caricato alle 6 di mattina, scaricato, montato, a un certo punto diciamo adesso facciamo lo spettacolo. Anche la parte organizzativa. È quasi il momento di riposo, lo anche la parte spettacolo. organizzativa, la Sì, distribuzione, esatto. I la contatti con i promozione, prologi, no? coi tutto comuni. noi, perché In tre, sì. siete davvero eroici. No, davvero è un la distribuzione delle lavorone. locandine, bisogna dirla, insomma, che Cioè vi faccia fate tappeto. anche volantinaggio da soli, tutti. Vabbè, di sicuro non avrete un filo di grasso in più, infatti vi vedo informissima perché non c'è proprio modo di non bruciare calorie, no, Sì. con questo mestiere. E quindi è nato, insomma, vi siete piaciute, vi siete ritrovate negli intenti artistici, un po' anche nella complicità caratteriale, perché insomma Fondamentale. quella è fondamentale, dicevamo, e dal 2006 quindi, Sì, no? Scherzi di Fate sì, che è un'associazione culturale, quindi ha dei soci che ci sostengono, con i quali abbiamo un dialogo, insomma, e anche per tutte le decisioni che l'associazione prende, e all'interno dell'associazione c'è la parte operativa che è la compagnia, che è quella che realizza gli spettacoli. Ma voi allora scrivete anche i testi degli Sì, spettacoli? assolutamente Non usate sì. canovacci, No. se non No, 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 erro, no, che no. si dice così, già scritti? Non fate, non so, testi goldoniani piuttosto No. che li avete fatti in passato magari studiando? Cioè nel Studiando sì, e infatti il Arlecchino è una maschera della commedia dell'arte, Zia Gigia, come diceva prima lei, è Sì, molto legata a Pantalone. la base sì. è quella La base magari, è quella, ma su quella però- costruite una vostra Sì. appunto creatività. Sì, anche perché vedere personaggi della commedia dell'arte rivolti a un pubblico di bambini non è una cosa così abituale, perché siamo abituati a vederle nelle commedie goldoniane, appunto, che sono per un pubblico sicuramente adulto. Quindi unire tutti questi elementi ci piaceva l'idea. Ma mi fate un fuori programma, non ve l'avevo neanche chiesto, ma tipo la strega che fa la voce cattiva, Ah. avete delle battute, facciamo un mini Beh, spettacolino. abbiamo con la risata. la risata satanica. malefica. Vediamo. Fate finta che sia proprio lo spettacolo, io sono una bambina, mi piacerebbe tanto ritornare. Questi mocciosi faranno una brutta fine se nessuno li aiuterà perché io sono cattiva. Bravissima, veramente. Oh, mi ero quasi spaventata. No, davvero, anche tu ti spaventi da sola. Invece grazie, tu fai grazie, cioè interpreti te stessa? Hai No, qualche- di solito faccio una vecchina, adesso non ho qui un altro burattino, vabbè potrebbe essere lei, Sì. però trasformata da un incantesimo alla voce da vecchia, Ah, vedi. quindi lei non si riesce a riconoscere. Aspetti che non è facilissimo. Vabbè, fai grazie vecchietta, ti mettiamo i Esatto. capelli bianchi, facciamo finta che hai i capelli bianchi. Allora, Ogni giorno la stessa storia, i miei paroni, io sto sempre tutto in giro, calze, scarpe, strassi, meno che ne posso più, meno che ne posso più, ma guarda che voce che mi viene, ma perché questa voce? E se sta un incantesimo. Bravissime! Ma è vero che riesci a fare una voce pazzesca, hai questo tono particolare, molto bello, che si presta, no? Così anche alla commedia dell'arte, perché mi sì. dava, vero? Questa era commedia dell'arte in qualche modo. Sì. Stupendo. Poi il dialetto Ci avete- veneziano, più o Esatto, meno, te ti insomma. viene proprio da dire, giustamente sei di Marghera, io non riuscirei a farlo allo stesso modo. Ah, ci avete regalato così qualche secondo di poesia e di evasione pura. Allora, adesso cosa avete in cantiere? Che spettacoli avete fatto, state facendo? Raccontateci un po'. Beh, stiamo portando in giro lo spettacolo Arlecchino e la leggenda del pirata dipinto e abbiamo visto poi alcune immagini prima, insomma, quindi io sono Arlecchino e grazie a questo pirata un po' Simpatico, simpatico, ecco, sì, mattacchione. esatto. Cattivo ma simpatico. Esatto, e lì c'è sempre naturalmente una morale, un insegnamento, il gioco di squadra è fondamentale, quindi insegnare ai bambini che assieme l'unione fa la forza. Certo, quindi complicità, Sì,
amicizia. Sì, e la storia, brevemente, c'è la speranza che è stata nascosta un po' tipo vaso di Pandora in questo scrigno, e dobbiamo liberarla, e quindi cerchiamo in qualche modo di Liberare la speranza. liberarla, per sì, quindi i tutti. bambini sono chiamati spesso a dire delle frasi assieme o degli incantesimi, quindi sono molto coinvolti in questo. Questo per quanto riguarda ciò che adesso stiamo facendo. E che è già faticoso di suo, no? Sì. Perché appunto tutto quel tran tran che dicevate Sì, prima, sì. svegliarsi la mattina, organizzare, Sì. ma andate in giro col furgoncino, cosa Sì. avete? Un camioncino? Sì, Adesso sì. abbiamo costruito una baracca che diventa piccolina, insomma, e quindi sta in macchina, così non noleggiamo più il furgone, perché altrimenti... Comunque non fate spettacoli in strada? O anche sì. Ah, ecco. Sì, perché Quindi nei teatri e poi forse più d'estate o in primavera, Esatto. per Sì, strada, sì. se no vi congelate. Sì, non tutte solo, le a mani. Treviso ci sono state delle date a dicembre fuori all'aperto. Beh, Non siamo stati molto bene. No? coraggiosissime. Ecco, vi sarete ammalati. Poi No. c'è da dire che la baracca di burattini di per sé è già un palcoscenico, quindi è meglio se è proprio a terra la baracca. Certo, perché già infatti in un palco... nei film un po' così nel mio immaginario, l'evoluzione. esatto, lo vedo Sì. un po' per strada, Sì. quindi anche come spettacolo itinerante. Sì, insomma. poi conosciamo i trampolieri, i giocolieri, siamo tutti amici, i sputafuoco, insomma è un bel giro, diciamo. Esatto, un mondo di artisti, un mondo magico, no? Un po' insomma quasi con le atmosfere felliniane, se vogliamo. Sì, Fellini amava il circo, però Sì. insomma Sì. in qualche modo ci sono le stesse atmosfere Sì. sognanti, davvero, che riportano un po' lontano dalla Ma ad realtà. esempio anche in India è stato un viaggio molto importante, per quello a volte lo nomino. Mentre parlavamo, avevo conosciuto un ballerino, un danzatore, gli piaceva anche il teatro, e pur non capendoci bene, è un linguaggio universale il teatro, la danza, vabbè, sono cose scontate che l'arte dico, è vero, però universale. dall'altra parte del mondo, pur in una realtà molto povera, subito ci siamo quasi attratti. Trovati, Sì. certo, c'è subito la complicità. Infatti no? adesso ci sarà un attore che verrà qui nella mia scuola, lo vorrei ospite, che viene appunto da Varanasi, e mi piacerebbe appunto che venisse un po' a insegnare ai ragazzi Bellissimo. e a portare un attimo... Stupendo, allora ricordiamo prima di chiudere un po' i tipi di corsi, no, appunto, che fate alla scuola danza Sì. di Mogliano Veneto in provincia di Treviso. Vedo qui danza classica e moderna per bambini e ragazzi dai 3 anni in su. Sì. Danza classica e moderna per adulti, Sì. perché non bisogna mai arrendersi. vero? Assolutamente no. Teatro per bambini, Sì. in particolare appunto con scherzi di Sì. fate, no? Immagino. Teatro per adulti, Sì. in genere lo fate, quindi Sì. anche lì vi Certo. organizzate di conseguenza, ma vedo anche danza del ventre, Danza del ventre. che è un po' una chicca per ragazze e signore. appunto. Esatto, danza del ventre, e la media è molto alta di età, vengono molte signore, vedi. è bella, amo la danza del ventre, non sono io che la tengo, ma la Roberta Lugato, e amo la danza del ventre perché non ha il problema del magro, del grasso, come con la danza. Certo, che c'è dobbiamo- una morbidezza, no, della figura Assolutamente. femminile che va sempre Ed benissimo. è una meraviglia perché magari aver fatto danza del ventre del perché ventre. puoi mangiare, Esatto, la danzi. pancetta lì ci stava È bella. benissimo. Ci deve essere. Esatto. Potrei fare danza del ventre. La mia pancetta si sposerebbe alla grande. quella. No, ma poi è bello perché indossano proprio i costumi, Sì, no, tipici, orientali, certo. quindi insomma La c'è- musica, e poi mi piace anche dare nella scuola, in Pianeta Danza, mi piace dare anche un segno di internazionalità, per quello anch'io porto musiche man mano che viaggio, Esatto, particolari, questa così i bambini contaminazioni si appunto accettano. di generi, di stili, anche di paesi, di culture Cioè, gli diverse. spiego, gli racconto, così capiscono che prima di tutto la danza deve essere una passione. Nel senso che devono farla per gioco, sempre con tecnica, perché altrimenti è pericolosa e ti danneggi, ecco, ci vuole sempre una tecnica controllo, sotto, certo. però con uno La spirito passione, la parola di chiave. divertirsi, E sì. poi dicevamo prima che il teatro, così come le discipline artistiche, possono avere un ruolo terapeutico per chi soffre un po' di timidezza cronica, Certo. diciamo, perché non riesce a Certo. relazionarsi con gli altri, a tirare fuori magari un'energia che ha dentro e che attraverso il teatro o la danza possono essere, insomma, Certo. emergere, venire veicolati. Assolutamente, anche anzi di all'esterno. solito i caratteri emotivi o i caratteri
ipersensibili, sono quelli no? che hanno più da raccontare. Esatto. Soprattutto e anche nella danza delle adulte dico sempre, chi ha un vissuto molto intenso, chi ha un vissuto molto vivace o triste, ha una gran fortuna perché sa dove andare a pescare quando danzerà. Le emozioni. Le emozioni, dove andarle a prendere. Se Sì, uno ha una perché vita- è vero che il percorso poi dell'attore è sempre quello di Certo. riuscire, no, a rendere Sì. poi le emozioni credibili, quindi uno deve Devi pescarle. sentirle, non puoi Come hai mentire. detto tu, deve riuscire a pescarle, ad attingerle dentro di sé. Se uno non le ha, Sì. non è credibile, La non danza diventa non un bravo perdona, attore. secondo me, l'arte in genere, il pubblico percepisce se non si è genuini, se non si è... Poi vabbè si può ingannare secondo me, però a lungo andare le persone sentono se l'emozione c'è o... Certo, alla fine il bravo attore non deve mentire, Non deve ma mentire, deve essere no. sincero, insomma, Sì, certo. questo sicuramente Sì, dà sì. una risposta positiva da parte del pubblico. Avete anche un sito internet? Sì, abbiamo il sito della scuola Pianeta Danza, è www.pianetadanzamoglianoveneto.com. Poi siamo in lavori in corso Sì. con Scherzi di Fate. Sì, perché al momento c'è un sito, però verrà cambiato a breve, quindi penso che il nuovo indirizzo sia www.scherzidifate.com, Sì, ma aspettiamo comunque. Intanto per chi vuole mettersi in contatto con Grazia O e Arianna, Arianna, Pianeta esatto, Danza. con Pianeta Danza è possibile contattare tutte e due, vedere anche un po' gli spettacoli, Sì. no? Adesso il prossimo dove e quando lo fate? E siamo domenica prossima a San Martino di Lupari, con Quindi in provincia di Arlecchino. Padova, Sì, no? sì, Alta esatto. Padovana, Sì. sempre Con Arlecchino con il e il vostro Pirata, Arlecchino, esatto. Quanto tempo state? Cioè come funziona? Andate lì la giornata? Sì, Dura... sì, certo, lo spettacolo dura 50 minuti, un'oretta a seconda della risposta del pubblico, che è il quarto attore, quindi dobbiamo tenerne Certamente. conto e alle 4 del pomeriggio inizia lo spettacolo. Inizia alle 4, di solito appunto abbiamo quelle 4 ore di preparazione. Però, Sì. non quei 4 Perché minuti. essendo Quattro- piccola la baracca, sì. dopo una volta che si costruisce tanti pezzettini per diventare grande, è sì. un puzzle. Benissimo, allora amici di San Martino di Lupari e zone limitrofe che ci state seguendo, mi raccomando andate a vedere Grazia e Arianna con il loro Arlecchino a San Martino di Lupari domenica prossima. Sì, vero? il 7. Insomma, Sì. speriamo che la gente vi dia tutto il consenso che meritate, perché mettete appunto passione e grande energia in quello che fate. Allora, lascio un minutino le mie ospiti perché passo la parola a Piero Brazzale, non so se lo conoscete, ma è un collega che da anni con successo porta avanti la trasmissione Viaggiando Viaggiando e quindi dandoci consigli per il weekend, consigli turistici. Piero, vediamo un po' dove ci porti questa volta. Ciao Damiana, grazie per la linea, un saluto a te e a tutti i tuoi telespettatori e gli ospiti naturalmente del tuo programma. Non so se hai visto che panorama meraviglioso che ti propongo quest'oggi. Oggi sono in provincia di Belluno e ti saluto esattamente da Borca di Cadore, da una frazione di Borca di Cadore, qui con Gianfranco Valagusto per presentare quello che faremo nel prossimo fine settimana. Un'escursione con le ciaspe per praticare Nordic Walking. Cosa vedremo? Un mucchio di cose belle, interessanti, speciali soprattutto e che normalmente non si riescono a vedere. Vuoi una piccola anteprima? Guardate, se il nostro Davide Segalini, l'operatore che mi segue, vi fa vedere, questi pensate sono delle impronte di... Cervo che è un ungulato, è un cervide e... Qui in quest'area qui ce ne sono parecchi e siamo a 100 metri dall'abitato. Appunto, e come ha detto Gianfranco, siamo a 100 metri dall'abitato. Pensate, noi faremo un'escursione intera, un'intera giornata assieme a Gianfranco per scoprire la natura di questo posto incredibile. Io spero di farcela, comunque la prova ce l'avrai la settimana prossima. Ringrazio a te, gli appuntamenti con Viaggiando Viaggiando, voglio ricordarli tutti i weekend, il sabato alle 20:30, la domenica replica alle 22:15, 22:30, quindi io invito sempre a sintonizzarsi qualche minuto prima perché ultimamente andiamo in onda appunto con qualche minuto di anticipo. Grazie ancora per la linea, l'appuntamento la settimana prossima con il nostro consueto spazio dedicato all'anteprima di Viaggiando Viaggiando. Buon weekend e vi aspetto numerosi come sempre. Ciao, alla prossima!
Ciao Piero, io lo invidio sempre un pochino perché viaggia sempre in luoghi meravigliosi, adesso stava anche ciaspolando. Allora, salutiamo Piero, ci ha fatto venire voglia di andare in montagna, vedrò di ritagliarmi un weekend magari. per una bella sciata. Allora ragazze, siamo arrivate alla chiusura, io vi ringrazio tantissimo, spero vi siate divertite, Molto, ci avete grazie fatto sognare con i vostri burattini e io spero di venirvi presto a trovare nei vari paesini, no? Sempre Veneto oppure girate? Triveneto e Triveneto. anche Lombardia, Como spesso Bene, quindi siamo insomma ospitate. Sì. sempre a viaggiare anche voi, a lavorare come si dice. Allora in bocca al lupo per tutto, Grazie. saluto grazie alla Naia, direttrice artistica di Pianeta Danza Mogliano Veneto e Arianna Capiotto, presidente di Scherzi di Fate. Ciao ragazzi, Grazie. a prestissimo. Amici, allora salutiamo le nostre simpaticissime ospiti, io vi auguro un fantastico weekend e se vi farà piacere vi aspetto lunedì prossimo puntuali dalle 11 alle 12 a Chiacchiere Caffè. Ciao e buon weekend a tutti. We get it almost every night when that moon is